Buongiorno e bentornati. Questa è Psicologia Pratica, una rubrica che parla del vostro benessere e quest'oggi vediamo la seconda parte del video della scorsa volta, cioè che cosa fare da adulti per avere una vita appagante, parte 2. Sigla! Dunque, quando eliminiamo la rete di sicurezza che altri hanno creato e mantenuto negli anni per noi, dobbiamo imparare a prenderci cura della persona più importante della nostra vita. E come farlo? Dipende solo dal nostro carattere, perché siamo noi quella persona e come decidiamo di vivere la nostra vita è una responsabilità che sta in capo esclusivamente a noi. Non esiste una formula unica adatta a tutti. Ognuno di noi sa cosa gli fa bene e cosa non gli fa bene. E nel caso ci siano ancora delle zone grigie nella vostra testa, nel vostro immaginario collettivo, beh, guardate, è molto semplice, l'esperienza riuscirà nel tempo a tirare via tutte le nuvole. Ci sono però una serie di suggerimenti che vi possono aiutare, ma soprattutto possono aiutare un giovane adulto, per esempio, a prendersi cura di sé. Il primo è imparare a respirare a fondo. Sì, entrando in contatto con il corpo, in contatto con la sensazione del respiro, come avviene anche nella meditazione. Concentrarsi sul respiro aiuta a gestire l'ansia quando si manifesta nelle forme più acute e riporta l'organismo a uno stato di calma. Un altro consiglio è quello di dormire bene, dormire abbastanza, ok? Questo vi permetterà di ricaricare le vostre energie, di perdere peso, di resettare lo stress mentale. Poi praticare attività fisica con regolarità. Non serve fare delle maratone, l'importante è fare qualcosa che vi piace, mangiare in modo sano, ok, ma soprattutto bere acqua. Ci sono anche altri consigli che possono farci stare in salute, ma questi sono i principali. Poi io credo che trovare anche un equilibrio tra la vita reale e la vita virtuale sia fondamentale oggi, per non finire a escludere l'una o l'altra. Frequentare gli amici, ridere con loro, dare e ricevere abbracci. Sono tutte azioni, ragazzi miei, che permettono a te come a me di sentirmi parte di una comunità, di un gruppo e per questo sentirmi al sicuro e stare meglio. E dato che nessuno è perfetto, sebbene di questi tempi ormai il mito della perfezione pervade l'educazione di tantissimi di noi, no? Diventare persone adulte implica anche riconoscere che la perfezione non esiste, che la vita dei nostri sogni, quella che desideriamo avere, deriva dalla nostra volontà di realizzarla, non è in mano agli altri, sta nel nostro potere. Durante il passaggio nell'età adulta ci si scontra con la perfezione, magari la perfezione dei genitori che hanno ipotizzato qualche cosa per i propri figli, ma una persona deve avere il coraggio di capire se quella perfezione indotta le appartiene oppure no, perché nel caso in cui non le appartenga, deve prendere subito in mano le redini della propria vita, tracciare il proprio percorso personale. La nostra vita appartiene solo a noi, si può essere consigliati, si può discutere su determinate scelte, ma alla fine quello che una persona fa della sua vita da adulto è solo una scelta personale. Si possono ereditare delle perfezioni. Per esempio, ci sono individui che ereditano un'attività, ereditano un ruolo all'interno di quell'attività che si tramanda di generazione in generazione, ma questo, se non è scelto, forma degli individui infelici, insicuri, incapaci di vivere in pienezza. Tra le cose da imparare per diventare adulti c'è anche una cosa fondamentale, che è la gestione del fallimento. Fallire, che non significa portare i libri in tribunale di un SRL finita male, significa anche molto prima, cioè significa cadere, sbagliare, cimentarsi, imparare che ci si può sempre rialzare in piedi, aggiustare il tiro, vivere costantemente all'interno della propria comfort zone. Vi lascerà svuotati, senza energia, senza emozioni. Al contrario, uscire dalla zona di comfort può essere un azzardo e a volte può anche concludersi con un fallimento, ma la cosa importante da tenere a mente è che ogni fallimento in realtà
non è altro che una lezione che la vita ci dà. È un bene per noi. E ricordate che soffrire a 20, fallire a 20 non è fallire a 30, e fallire a 30 non è fallire a 40. Per cui fatevi sotto, fatelo prima possibile. Questa capacità di leggere il fallimento come qualcosa di positivo può essere anche allenata. Per esempio, invece di pensare di non riuscire a fare qualcosa, si può provare a farlo. È il primo passo. E poi vedere cosa succede. Fare degli errori è normalissimo, reagire in modo costruttivo a questi errori è da persone adulte che si sono allenate, che ci hanno pensato. Una persona adulta, infatti, sa di poter controllare solo le proprie azioni e può capire quanto prima qual è il suo paradigma di successo e per questo perseguirlo, senza badare a condizionamenti esterni. Per farlo si deve ascoltare la propria voce interiore, smettere di giudicarla e lavorare sodo nella direzione che abbiamo deciso di seguire. È una pratica che richiede tempo, che richiede costanza. Per questo prima si inizia, prima si comincia a vivere davvero la nostra vita e non quella di un altro, e meglio è. Fino a quando si è adolescenti, un individuo può permettersi di sperimentare, anche di comportarsi male. Fa parte del gioco. Si devono raggiungere certi limiti per capire poi dove è meglio fermarsi. Ma quando si diventa adulti, però, è necessario forgiare il proprio carattere, perché comportarsi male con gli altri non pagherà, anzi tende a creare situazioni complesse che poi diventano di difficile gestione, difficile uscirne. Migliorare il proprio carattere è possibile, ma serve allenamento, serve costanza. Per iniziare si può lavorare su due aspetti fondamentali. Uno è avere pazienza con gli altri, specialmente quando instauriamo conversazioni con persone che hanno una sensibilità diversa dalla nostra. Mettere da parte i pregiudizi e poi anche indossare un sorriso, specialmente quando ci si sente sopraffatti dagli eventi. Questa roba qui, fatta così, serve a installare in noi un'attitudine positiva e, se sviluppata quest'ultima, permette di superare meglio gli ostacoli della vita. E poi, ragazzi miei, è necessario coltivare le buone maniere, la gentilezza, la pazienza, la grazia. Non sono degli optional, ma sono parti fondamentali della vostra vita, della vostra umanità. Anche imparare l'arte del compromesso, della condivisione, è fondamentale se si vuole creare attorno a sé qualcosa di coeso, persone che si amino e ci amino. La compassione permette agli esseri umani di vivere in modo pieno la propria vita, di essere dono per gli altri, essere sinceri nel bene e nel male. È una condizione imprescindibile se vogliamo instaurare relazioni autentiche con gli altri. E infine, si deve imparare a perdonare. Risentimento e odio intaccano soprattutto il carattere di chi li prova, lasciando dei segni difficili da cancellare. Bene, per oggi è tutto. Spero che vi sia piaciuto tutto questo. Se avete delle domande, dei commenti, scrivetelo sotto, commentate questo video e noi ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao!